Amici della Sardegna, ciao a tutti. Oggi ci troviamo in territorio di Cabras. Siamo in località Saosa. Mi ha incuriosito molto questo posto perché praticamente nel 2008 avvenne una scoperta abbastanza importante. Durante gli scavi per la costruzione di una strada e di una rotatoria hanno trovato l'insediamento nuragico di Saosa. L'insediamento nuragico di Saosa importantissimo per quanto riguarda la dieta dei nuragici, cioè non solo hanno trovato ceramiche importantissime, ma hanno trovato anche la dimostrazione di quello che noi mangiavamo. Tra i tantissimi resti organici hanno trovato tantissimi semi di uva, tantissimi semi di fico, tra gli altri e pochi semi di melone. Ora, questa scoperta alla fine è diventata fondamentale, pazzesca, perché innanzitutto il melone, i semi di melone sono stati datati 1300 a.C., che ha dimostrato appunto la più antica testimonianza di questo seme di frutto del bacino occidentale del Mediterraneo. E anche l'uva, la scoperta di questi semi è stata fantastica, perché praticamente qui hanno scoperto che i nostri nuragici coltivavano la vite. Attenzione, non facevano il vino. Le dimostrazioni del vino sono state trovate a Monastir, Montezara, poi ne parleremo. Qua hanno trovato tracce di coltivazione della vite. I nuragici coltivavano la vite. Ora, purtroppo mi sarebbe piaciuto farvi vedere questi pozzi, queste strutture interrate, ma io ci sto camminando sopra. Hanno costruito la rotatoria, hanno costruito la strada. E pazienza, quindi tutto il materiale importante che è stato trovato lo troveremo al museo di Cabras. Vi invito pertanto a studiare qualcosina per quanto riguarda, a informarvi per quanto riguarda questo sito e magari a fare una visita al museo per vedere tutto quello che è stato trovato qui. Ciao a tutti!